Vin dice il vin conta da chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo pubblicizza. Lo pubblicizza come abbiamo Maurizio, della farmacia de Bacco. Buongiorno Maurizio. Ciao canaglia, beh a Fioi del Veneto Radio. E ora Maurizio, come è nata l'idea della farmacia de Bacco? E ora l'idea della farmacia de Bacco nasce circa 6-7 anni fa, è un momento particolare della mia vita che ho deciso di unire una passione a un lavoro. E il nome farmacia è appunto perché secondo me adesso bisogna dirlo con le pinze. Però il vino in qualche occasione può essere anche terapeutico, nel senso che il vino è un prodotto che crea aggregazione, amicizia, star bene insieme, condividere, è un'espressione di star bene, ecco. Quali sono i prodotti de punta della farmacia de Bacco? Allora, i prodotti di punta, questo che ti dica, qua abbiamo oltre 500 etichette di vini. Abbiamo oltre una trentina, 30-35 vini sfusi, un'ampia selezione di spirits, grappe, gin, liquori, birre, abbiamo qualsiasi cosa. Bisogna solo che venire a trovarne per capire cosa effettivamente c'è qua dentro. Perché i video sui social? Sui social siamo presenti. E da un anno abbiamo sviluppato un lavoro dove la nostra comunicazione vuole essere anche quella di essere divertente, di appunto unire, aggregare. Vieni a trovarci, siamo la farmacia di Bacco sia su Instagram, TikTok, Facebook, che più ne ha più ne metta, e sicuramente te farà da ridare perché siamo praticamente dei deficienti. Come può contattarvi i clienti? Noi altri siamo sempre connessi sia appunto sui social ma anche su Google, il numero di telefono, WhatsApp, insomma basta solo avere la voglia di contattarne e venirci a trovare, insomma siamo raggiungibilissimi a Campagna Lupia. Ringraziamo Maurizio della farmacia de Bacco. E ora siamo arrivati alla fine, canaglia, te saluto, ti ringrazio dello spazio e della disponibilità, ma soprattutto volevo salutare i fiori del Veneto Radio, che sono quelli che fanno la differenza. Non vi conosco, ma so già. Vi voglio bene, ciao! E gli altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Zebeo.